Sì, grazie a tutti di essere presenti. Innanzitutto è sempre bello vedere una presenza dei cittadini a questi incontri. Il mio intervento sarà molto breve e probabilmente ai più risulterà noioso, ma ritengo che l'argomento urbanistico sia molto importante. All'ultimo momento ho deciso di seguire uno scritto perché temevo di dimenticare qualche passaggio importante e per questo vi chiedo scusa e un po' di pazienza. Perché l'urbanistica è importante? Non tanto per il passato, per quello che è stato fatto o per quello che non è stato fatto e si poteva invece fare. La pianificazione urbanistica è importante per ciò che dovrà essere fatto nel futuro e di conseguenza per ciò che non dovrà essere consentito nel futuro. Innanzitutto l'area in questione è un ambito industriale di interesse regionale, la sigla è zona D1. Attualmente è in vigore un piano infraregionale approvato dalla Regione il 19 marzo 2001. Siccome la validità del piano è decennale, lo strumento sarà in vigore fino al 19 marzo 2011. Cos'è un piano infraregionale? Molto brevemente. È un piano predisposto da un ente che è diverso dal comune, dalla provincia, dalla regione, dalla comunità montana. Un ente che nel nostro caso era il consorzio SIFO, che per legge aveva una funzione di pianificazione territoriale per il perseguimento dei propri fini istituzionali. La legge regionale numero 5 2007 disciplina il piano infraregionale all'articolo 14. Il regolamento alla legge è stato approvato nel 2008, quindi recentemente. In breve, qual è la procedura di formazione di un piano infraregionale? Il consorzio, che nel nostro caso non c'è più, adotta il piano armonizzandolo con i piani regolatori dei comuni. Successivamente il consorzio chiede il parere di conformità ai singoli comuni che si esprimono attraverso un atto specifico. La Regione infine approva il piano infraregionale con decreto del Presidente della Regione. A seguito dello scioglimento del consorzio SIFO è in vigore questo piano del 2001, ma bisogna iniziare un percorso per predisporre un nuovo strumento urbanistico. Quali sono state le azioni concrete del Comune di Moimacco? Innanzitutto nel dicembre del 2007 è stata presentata un'osservazione al piano territoriale regionale, che poi è stato stranamente messo a dormire questo piano regionale. Adesso mi risulta che la Regione stia rielaborando tutto. In tale osservazione è stata illustrata la situazione anomala che si è creata nella zona industriale di Moimacco Cividale ed è stato richiesto di confermare l'ambito con l'obbligo di una unica pianificazione, cioè pianificazione insieme del comune di Moimacco e del comune Cividale. La posizione dell'area industriale è molto delicata, è posta a ridosso di due centri abitati, Moimacco e Botenico, e bisogna sottolineare che l'area è posta anche a ridosso di due immobili di grande pregio architettonico ambientale, Villa dei Claricini di Botenico e Villa dei Puppi di Moimacco. In tempi recenti sono cresciute in modo esponenziale anche le aziende vitivinicole che fanno capo a queste due realtà molto importanti. Si sono imposte a livello regionale proponendo prodotti di grande qualità che hanno ottenuto importanti riconoscimenti. Non per ultimo è da ricordare che i giardini di Villa dei Puppi e Villa dei Claricini, assieme ai fabbricati, sono vincolati dalla soprintendenza e ogni opera realizzata nei pressi di questi immobili deve essere vagliata dal Ministero per i Beni Culturali. Un'altra azione tesa a evidenziare la necessità di porre le basi di un nuovo piano è recentissima. L'ha anticipato già il sindaco. Con lettera del 27 gennaio del 2010 il sindaco di Moimacco ha invitato l'amministrazione di Cividale del Friuli a tenere in piena considerazione la necessità di decidere assieme il futuro assetto della zona industriale. Siamo sicuri che il nostro appello sarà accolto dagli amministratori di Cividale. In conclusione vorrei delineare alcuni punti di fondamentale importanza che saranno esaminati in fase di pianificazione. Secondo me le strategie da seguire saranno queste. Bisognerà rileggere attentamente e ridefinire le condizioni di accettabilità delle imprese. Sono passati tanti anni dal 2001 ed è assolutamente necessario, alla luce delle continue modifiche del comparto produttivo, elencare le attività che non sono ritenute compatibili in quest'area. Bisognerà stabilire anche azioni obbligatorie di mitigazione ambientale ed acustica degli impianti. Per quanto riguarda la mitigazione acustica, si ricorda che a breve i comuni dovranno adottare il piano di zonizzazione acustica e nella zona industriale è fondamentale concertare assieme a Cividale le norme che disciplinano la zona, sì, altrimenti se Cividale fa il piano acustico di Cividale e le ricadute sono a Moimacco non sarebbe corretto. Bisognerà discutere il tema della riconversione di alcuni lotti. Tempo fa una scuola aveva chiesto di insediarsi, poi ha cambiato idea. Mi ricordo l'imbarazzo da parte nostra,
Le norme infatti sembravano escludere la possibilità di riconvertire certe funzioni. Secondo me invece sarebbe una bella cosa permettere l'insediamento di attività in zone specifiche da definire per diminuire l'attuale impatto delle aziende. Bisognerà infine esaminare assieme alcuni miglioramenti alle infrastrutture e alla viabilità. Tutto ciò richiede uno sforzo congiunto tra le due amministrazioni e la collaborazione di tutti. Le idee e i punti di vista saranno tenuti in considerazione, anche dei cittadini ovviamente. Spero di non avervi annoiato troppo, ma ritengo che questo tema sia centrale. È bene pianificare, prevenire è sempre meglio che curare. Vi ringrazio per l'attenzione. Quindi diciamo un intervento tecnico per capire quali potrebbero essere i futuri sviluppi. Adesso siamo in una situazione particolare in cui dobbiamo trovare le soluzioni per poter migliorare, ma poi noi ci auguriamo che ci sia ulteriore sviluppo, come ho detto prima, di lavoro, di posti di lavoro, però naturalmente nel rispetto delle norme, e siamo sicuri che un lavoro congiunto di sinergie porta sicuramente dei risultati più immediati. Ecco, passo adesso la parola al gruppo consigliare più forte e obiettivo, la dottoressa Toso.